Amici dell'edicola di Mister Pirogatto e Salvo Sorci. Cavolo, sta attento ogni volta, proprio sta diventando quasi... No, perché poi è nato un jingle. È nato un jingle. E Salvo Sorci. Ah, proprio così. Tu ti chiami e Salvo Sorci. Ah, quindi c'ho la E-congiunzione. Sì. La E-congiunzione che però richiama subito un altro argomento. Mister, io ho fatto una scoperta in questo weekend. Non è quella che gli arbitri sono tutti incapaci, perché sono questo un pubblico. Ma ho scoperto chi vince il campionato in eccellenza. Eccellenza B? No, eccellenza A. Ma che c'è? Non lo puoi dire, noi dobbiamo essere... L'ho scoperto, io lo so chi vince, ormai l'ho scoperto. Le altre si nascondono tutti, scappano, eccetera, eccetera, però c'è una squadra che secondo me a questo punto vince il campionato, perché se gli altri tipo, cadono tutti. Ma è uno scivolo dove immagino tu dove vuoi arrivare, dai, dai. La Parma vale lo sapevo, io lo sapevo. Come? La Parma vale il campionato, è una squadra che veramente con media punti, soprattutto nel giro del ritorno, sta veramente distruggendo tutti i record della sua storia. Quindi cominciamo dalla Parma, ma da quanto ho capito. Sì, dai, è giusto, se lo meritano tutti. Cioè, non è che facciamo per una volta, facciamo i partigiani, chi se ne frega, tanto, non è che ci dà... No, vabbè, dai, no, indubbiamente il cammino della Parma del girone di ritorno è da primato, sarebbe prima indiscussa con, non so, 6 punti di vantaggio rispetto alle seconde, quindi sognare, certo, nelle borgate marinare si sogna la Serie D, non sono tutti che sono, perché poi ci sono quelli che dicono viva la Parma, e poi ti danno i piedi e dico mannaggia, questi vero ci devono andare, e quindi ma ci sono dei bei progetti in casa Parma, e poi devo dire veramente che noi l'abbiamo detto tutto l'anno che l'inserimento di Giovanni Castronovo in questa società abbia portato veramente quella convinzione di essere una squadra, una società che è stata sempre ed è all'insegna della famiglia, perché la Palma è ancora tuttora all'insegna della famiglia, però Giovanni Castronovo ha portato quella professionalità nella famiglia che fa fare calcio. Poi mettici anche, chiedimi, ma quello dovuto è un bravo allenatore, le chiedi? No, ma perché? No, devo dire una cosa, chiedi. Dico, anche i meriti anche dell'allenatore, tipo... Allora, tutti dicono Corrado Mutolo è un bravo allenatore, allora io dico una cosa, Corrado Mutolo non è un bravo allenatore, Corrado Mutolo è un allenatore. Ora il problema sono gli altri che non sono bravi allenatori, allora per questo punto. Perché io non vedo fare al Corrado Mutolo alchimie, cose tipo di un altro pianeta. Corrado Mutolo fa l'allenatore. Ecco la novità di questa settimana. Che tutti dicono, Corrado Mutolo fa l'allenatore, quindi udite, alla Parma abbiamo un allenatore terrestre, non è un Harry Potter, è un allenatore, quindi allo stesso punto, se voi vi chiedete che cosa c'ha Corrado Mutolo in più degli altri, invece dovete domandarvi cosa hanno gli altri in meno di Corrado Mutolo. Quindi questa è una cosa che ci tenevo a dire, perché io sono molto legato con Corrado Mutolo, però mi piace che Corrado faccia un cammino, quello che sta facendo, che è quello di fare l'allenatore. Corrado Mutolo fa l'allenatore. Quindi la Parma, parlare della partita di domenica, di sabato, un 2-0, però vabbè, dobbiamo sempre dare meriti alla Folgore, perché la Folgore anche contro la Parma non è stata una passeggiata di salute. Questo sicuramente. Ha spezzato gli equilibri, li ha spezzati, questo sarebbe il massimo, giusto? Certo. Gli equilibri sarebbe... Tu ci stai pensando? No, dalla regia tipo si stanno avvicinando il caffè, quindi adesso secondo me adesso noi lo dobbiamo fare. Allora, va bene. La dobbiamo fare questa volta. Ambrogio, per favore. Ambrogio, allora queste cose solo noi le possiamo fare. E quindi guarda qua, vedi? No, niente. Il marketing, se ti butti quel caffè di sopra, allora, questa è la salute di tutto il calcio siciliano. Oh, yeah. Sì. E viva il calcio siciliano, sì. Non è salute. Sì, proprio mi tacciono, facciamo pure il cincino.
noto il mignolino, favoloso. No, per favore, ma lei proprio dico, Scusate, cioè, hai ucciso il buon tono di una vita. metti le cose qua. Il resto me lo prendo dopo. Ambrogio? Grazie Ambrogio dalla regia. Favoloso, una ragazza favolosa, occhi azzurri, bionda. Ambrogio, ragazza. Ambrogio perché noi camuffiamo. Cioè- Queste cose le possiamo fare solo noi, abbiamo fatto anche queste. Però, E non ho visto quelli fuori onda. ma No? era troppo allertato. Ma infatti- Noi ci guardavamo. Io cercavo di tenere un... comunque... Però l'hai pensato. Sì, l'ho pensato. Esatto. Allora, stavo dicendo, onore alla Folgore. Onore alla Folgore. Ma da tutto il campionato. E tutto il campionato perché Bernardo ha rotto gli equilibri e comunque ha fatto fatica, hanno avuto delle ottime occasioni per andare avanti, però hanno fatto fatica perché la Folgore è venuta a giocare la partita non di quella, vabbè tanto non abbiamo niente da perdere, ci giochiamo la partita, no, hanno fatto una partita intelligente, accorta, non si sono scoperti, perché sanno che le forze sono diverse, quindi una squadra così è brava tatticamente quantomeno a prendere il meno possibile e poi chi lo sa. Dà sempre fastidio perché tu hai una squadra organizzata bene a fare una buona difesa, quindi un 2-0 che comunque premia anche i ragazzini della Folgore, quindi complimenti ragazzi, continuate così e onorate sempre il calcio come state facendo. Ma infatti io li stimo tantissimo, e basta. Ma incominciamo la caduta degli dei di questa settimana, io inizierei proprio con Alcamo San Giovanni Gemini, perché allora io ho letto un post di Leonardo Duca che comunque ha visto la partita, se lo segue l'Alcamo ovviamente, e dove ha scritto, dice, comunque la cosa peggiore diciamo, di questa partita è stato diciamo, non tanto il risultato, che vuol dire il calcio, il pallone rotondo ci può stare o non ci può stare, però il discorso dei fischi e delle critiche così aspre alla fine della partita. Dico, e lui infatti dice, non ci dimentichiamo che questo è un Alcamo e dopo tante stagioni che veramente dove ha sofferto, si ritrova comunque sia secondo, perché sono secondo Alcamo, Monfortese e Parma hanno una partita da recuperare. Hanno una partita da recuperare, quindi potenzialmente sono a un punto dalla testa della classifica. Dico onestamente questi fischi e queste critiche a fine partita sono state altamente ingenerose, io ero contento di citarlo. Hai fatto bene perché i campionati si vincono o si perdono anche per queste cose, perché il giocatore, l'allenatore che ha fatto comunque una cosa, no, ricordiamoci che l'Alcamo non è che è stata costruita a settembre, ha regalato una parte di campionato perché praticamente arrancava, comunque riusciva a ottenere risultati, no, è un cammino comunque tormentato quello dell'Alcamo, quindi non è stato un Alcamo progettato per questo tipo di campionato. Quindi strada facendo il bravo, ecco un altro bravo allenatore, Chico, ha fatto un lavoro, un certo determinato lavoro, però come si vincono i campionati? I campionati si vincono in tutti i sensi, si vincono, pure il magazziniere deve essere bravo. Appunto, sì, anche il magazziniere deve essere bravo, perché ecco perché la Parmonball, noi citiamo la Parmonball, perché la Parmonball funziona tutto, quindi il pubblico non rompe le scatole anche che non ce n'è. E quindi non c'è. Hanno poco da rompere le scatole, però piano piano si vanno affezionando a questa squadra di ragazzi. I dirigenti si coccolano, i popolari perché sono lì e quindi qui invece c'è un ambiente dove un momento sai cosa pensi il giocatore? Ma vai a quel paese, ma insomma alla fine a me che il prossimo anno sono in un'altra squadra, andate a farvi benedire. Ecco come non si vincono i campionati, perché quando lì stai 0-0, non riesci a segnare, ti senti rischiare, prendi gol, lo sai cosa pensa il giocatore? Ma sì, se lo merita. Purtroppo ad Alcamo succedono spesso. No, ma in generale. No, vabbè, comunque stiamo parlando dell'Alcamo, quindi. Allora, sul piano della partita, comunque bisogna dire che la partita è finita 0-0. Perché il San Giovanni che perde dentro e vince fuori pure. Sì, ma è il calcio, è proprio il calcio. Perché tu devi mettere che la partita era terminata, c'era una partita finita, cioè al 92esimo fanno l'1-0, palla a 100 da 0. Che chi legge il risultato, mamma mia, quindi
anche lì bisogna riflettere un attimo, il pallone fa anche questi scherzi, però l'altro è sempre lì, ha una partita da recuperare. È un punto, ragazzi, ma quindi perché? è un punto, attenzione, non è che gioca con dai. nessuno, gioca con Sera di Falco, che comunque non ne parliamo. Vabbè, Non ne parliamo. appunto per questo, in questo momento la fiducia veramente è poca. E passiamo a Campofranco San Sebastiano 3-1, vabbè, passeggiata di salute, che C'è cosa vuoi poco da dire? dire. Sono 3 punti che il Campofranco mette in cascina per essere infatti. praticamente avvicinarsi alla salvezza matematica, che in questo punto è l'obiettivo minore, però dico l'obiettivo più raggiungibile, dato che comunque sia, anche se sai come questo rallentamento ti può avvicinare anche ai playoff, però non lo so, quest'anno io ci credo poco. Ma vabbè, diciamo il Campofranco ha avuto il suo turno di riposo come l'hanno avuto tutte le squadre in questo campionato. Niente, il San Sebastiano sta rispettando, sta onorando anch'esso il campionato presentandosi, già il fatto che la presenza gli fa onore. Quindi magari a Campofranco ne parliamo la prossima Sì, non è attendibile, non è attendibile. la prossima settimana dove c'è uno scontro abbastanza duro, importante, che è quello contro il San Giovanni. Quindi rinviamo il Campofranco a venerdì. E mi sembra giusto pure. E un'altra, la capolista che si è fermata, perché dato che si fermano tutti nella caduta degli dei, che sarà il tema fondamentale di questa. No, c'è. Allora, quando cadendo la capolista, giustamente. No, quando si incontrano due personaggi, che sono due personaggi, Quando si incontra io adoro, quando c'è un amore che poi io adoro, tra Renato Maggio e Mimmo Bellomo, è uno spettacolo anche nelle interviste, nelle dichiarazioni. Cioè, quando Renato Maggio esordisce alla facciazza di alla facciazza di chi parla male, gli addetti ai lavori, chissà con chi ce l'aveva, però Renato ce le devi dire queste cose. Ora io non ho dormito stanotte, dico, con chi ce l'ha Renato, con chi ce l'ha Renato? Ce lo devi dire, alla facciazza di chi? Non ho dormito tutta la notte, ho pensato, vedi il pubblico che già comincia a fare un po'. No, perché quando tu incominci tipo, a interpolarti, c'è bisogno che ti calmi un poco. Il regista già crei tensione. Gli abbai del cane, vedi? Ancora il regista, vedi, perché sono. No, dai, passiamo alle cose serie. E quindi voglio dire, Renato ce l'aveva, non so con chi, alla facciazza degli addetti ai lavori. Non riesco neanche a capire perché una squadra come il Camarat, che ha fatto un campionato, che sta facendo un campionato eccezionale, miracoloso, la rivelazione del campionato, il miracolo dell'eccellenza Girone A, e secondo me ci sarà qualche stupido, qualche cretino che dirà delle cose che giustamente avranno fatto incavolare Renato Maggio, però Renato io l'avevo detto, vedi? Il pubblico ancora protesta, ce l'ha pagata, il nostro pubblico è così, sono tanti cani, quindi noi invitiamo i cani come pubblico. E quindi io l'avevo detto, Renato, veramente, dico, alla faccia tua. Poi, tornando... Ma a questo punto io ho fatto 30, voleva fare 30. Cavolo, ma che non mi hai fatto dormire tutta la notte, porca miseria. Ma l'hai chiamato, perché non lo vedi? Vabbè, lasciamo, ma magari è incavolato, lasciamo perdere. Questa è la musica. Mamma mi fosse alla mia, ma che ne so, e invece dall'altra parte, e invece dall'altra parte, un minuto. Grande allora, però devo dire che Renato comunque non era per niente contento della prestazione dei ragazzi, li ha proprio bastonati dicendo che non si può giocare in questa maniera, proprio una pessima partita da parte del ragazzo del Camarat, e si è autoaccusato anche lui, che lui si mette prima non mette mai il carro davanti ai buoi, quindi lui si è messo da prima responsabile di questo pareggio, di questo risultato, che poi comunque è un pareggio contro un Raffarali. Vero? Cioè, guardiamolo in ottica, diciamo, prestigio, cioè allungare ieri a 48 la davi 7 punti. Però Salvo, ascoltami, non bisogna dimenticare che il Camarat è sempre una squadra non attrezzata per fare questo tipo di campionato. Quello che sta facendo Renato Maggio con i ragazzi è un'impresa. Quindi quando tu vai a intoppare... Però dico, scusami, quello che ti voglio fare puntualizzare io se Renato si lamenta di questo discorso, comunque sia di una cattiva prestazione, è perché comunque sa che questa squadra poteva fare sicuramente di più e avere un gap maggiore rispetto alle seconde inseguitrici.
Quindi a questo punto tipo la tentazione o quantomeno l'intenzione di andarla a vincere dietro ci sta tutto. Analizzando bene le dichiarazioni c'è anche questo messaggio. Però io dico dov'è la differenza tra Camarat e Palmo, perché diciamo che sono tutte e due le sorprese di questo campionato. Allora la differenza dov'è? Che mentre al Camarat l'entusiasmo, la gioventù, il bravo allenatore e tutto, alla fine c'è anche delle esigenze. Sì. Ci sono delle esigenze vitali, perché comunque ci sono dei rimborsi spesi che devono andare ai ragazzi che comunque salgono e scendono, che non è Palermo. Sì, vabbè, Palermo tu puoi gestire una situazione, fai un tuo progetto, un tuo programma, te lo gestisci. A Cammarata comunque, e poi ci sono comunque sempre dei problemi, devi avere a che fare con tante situazioni, quindi devi stare attento all'umore del ragazzo, ai bisogni, quindi è una gestione diversa di quella che può essere qui a Palermo, dove invece si gestisce dei ragazzi dove hanno delle esigenze, ma non sono quelle andate a fare 100 e passa chilometri ogni qualvolta deve fare allenamento e sacrifici e sale e scende e sale e scende. Quindi comunque è un campionato, è un anno che comunque ti stressa. Assolutamente. Quindi la differenza è tenere, perché mentre tu ti fai un campionato tranquillo, il Camarat è sempre abituato a fare campionati tranquilli, non c'è lo stress della salvezza, che comunque equivale a quello della vittoria di un campionato. Comunque sono degli stress. Quindi i ragazzi sono stressati perché mantenere questi ritmi alti, senza che dall'altro lato qualche cretino poi, non lo so cosa si è permesso di dire o di fare, allora lì cade tutto il lavoro che fa il bravo allenatore. Andiamo invece dall'altra parte. Dall'altro lato niente, Mimmo sta facendo il suo cammino, è sempre folcloristico Mimmo nelle sue interviste, perché onestamente Mimmo sembra uno capitato lì per caso. Come? Sì, prendi le bolle e dici, senti scusa, ti posso fare intervista? Mimmo, fatti la barba, mettete... E non sei così brutto come... Vabbè. Mimmo, è che mio fratello, Mimmo, guarda, sei un grande, Mimmo. Solo che dovesse fare interviste radiofoliche. Così non ti vediamo. Non ti vediamo. A rivedere il sempre proprio, finisce l'intervista e tenga 100 euro. Comunque guarda, ha fatto un'ulteriore, perché poi ha giocato benissimo ha giocato benissimo e addirittura meritava i 3 punti. Quindi o è demerito del Camarat, però le colpe dividiamo colpe e meriti. Dobbiamo dare meriti a questa squadra di Mimmo Bellomo che è andata a Cammarata e si è andata a fare la partita per vincerla, perché non si vanno a fare certe azioni, non si pensano cose, si preparano. E siccome ho visto dalle immagini che veramente una buona organizzazione da parte del Raffarali, e quindi devo fare i complimenti a Mimmo che ancora quest'anno, ma noi lo diciamo dall'inizio del campionato, che Mimmo Bellomo è abituato al lavoro duro, al sacrificio, a lottare, e Mimmo vedrai che fino all'ultimo ci farà divertire. Questo ne siamo... Bravo Mimmo, infatti complimenti sicuramente vissimi per questo ottimo risultato. Piero, si è andato a fare questa bella passeggiata a vedere Leon Fortese Marsala, non ti sei divertito? Mi sono divertito perché sono stato con Peppe Caruso e con la sua graziosissima e bellissima signora, ma anche Peppe, è una coppia favolosa, anzi mi auguro che le cervicali, perché ho avuto un bello le cervicali, ve lo dico per farlo, siamo in famiglia, tanto sono 5.260, lo diciamo, ogni tanto ricordiamo, dai. I numeri sono nostri, sono di tutti. Quindi abbiamo fatto una bella gita. Sì, ma c'era una partita di pallone. Dobbiamo parlare pure della partita. Purtroppo sì. Quel disgraziato di Peppe ha fatto un resoconto della partita eccezionale. Ho detto Peppe, ora io cosa dico nella mia edicola? Non posso dire niente, perché effettivamente Peppe ha fotografato quello che è stata una partita veramente dove ci siamo annoiati. Io penso che una partita come Leon Fortese Marsala, dove tutti e due
Oh, dicesti devono vincere questa partita e dico magari ci sia un po' i ritmi, perché io non sto lì a parlare. Però c'è stato pure il primo caldo, dai, alla fine. Sì, ma il primo caldo però stiamo parlando di ragazzi, dai, un ritmo di terza categoria, salvo credimi. Ritmi di terza categoria, c'è stato un momento che ho detto Mario Peppe, ma se noi togliessimo l'erba al campo, togliessimo questo bellissimo impianto che è un meraviglioso stadio a Leonforte e ci leviamo pure noi, è una partita di terza categoria. Il migliore in campo è stato l'arbitro. Te lo giuro, per una volta è stato l'arbitro, ma veramente non ha sbagliato nulla, è determinato, un bel fisico, però era di Como. E noi possiamo fare scendere sempre a questo da Como. Vabbè, meglio di quelli che vengono ad esempio da altri posti tipo Caltanissetta, dico, no? Comunque, no, va bene. Stiamo parlando di Caltanissetta, stiamo ma infatti quelli che vengono da là di solito combinano solo danni. Che hanno come. Allora, questo lo diciamo certamente con le dico. No, lo dico. No. Lo dico. No. Lo dico. No. Allora. Lo dirò io nelle sedi opportune, quindi non ti preoccupare, non lo voglio dire, lasciamo il mistero. Poi Tu non devi fare le trasmissioni. Io non le voglio fare. Non le devi fare più perché tu devi fare il modello. Infatti questo mi viene detto in campo, giustamente. L'arbitro gli ha detto devi fare il modello, non devi giocare a calcio Esattamente. e lo ha cacciato fuori. Esattamente. Perché... Io non devo arbitrare più, sei uno stronzo. Basta. Perché lui ci guarda, perché se dice modello, io non so, perché, allora, perché tu devi fare l'arbitro, lui deve fare il giocatore e poi si diverte qui con me a fare. No, ma questo è quindi non devi dire, ormai... tu devi fare il modello, e hai qualche problemino. Ma tanto le sedi opportune tipo vedrò di provvedere in maniera veramente degli stronzi e approfittare di una divisa, quindi se tu fossi un carabiniere, un poliziotto, un militare faresti danno. Quindi come fai il danno facendo l'arbitro, mettendo la giacchettina e fischiando. Quindi tu arrivi a casa, dici mamma, preparami da mangiare, e non è buono, fuori, e quindi sei cretino. Allora, quindi parlavamo della Leonfortese, Leonfortese Marsala. Quindi una partita veramente, tutte e due avevano paura, ma non so di che cosa, ragazzi. Cioè, non puoi interpretare la partita in questa maniera. Mi ha molto deluso la Leonfortese. Io mi aspettavo di vedere un gioco diverso, proprio un'idea, un progetto. Non ho visto nulla. E poi un'altra delusione è stato il manto erboso di Leonforte che comunque ha creato perché vedi, molto spesso si parla della Parma, ma del campo è brutto, ed è brutto effettivamente. Però oggi sto facendo tutti i riferimenti. Vabbè che la settimana della Parma, io faccio i riferimenti dove? Giù, sì, vabbè, ma si lamenta. pure a San Giovanni c'è il campo di terra battuta, però è meraviglioso. Il campo di San Giovanni è meraviglioso, lo abbiamo detto. Quindi avere un campo in erba non significa aver risolto i problemi, se tu devi mantenere un campo devi curare. Lo curi e fai giocare a calcio, se no levala. Fai come hanno fatto a San Giovanni, hanno tolto l'erba e si gioca a calcio. Poverini, due squadre tecniche, sia il Marsale che la Monforese, per fermare una palla proprio ci voleva Silvano. Cioè, questa palla che andava a saltellare, quindi anche questo ha inciso nel proseguo della partita, però devo dire che i due allenatori questa volta mi hanno deluso e quindi io non scendo in merito perché l'ho fatto benissimo Peppe. Per quanto riguarda Mirto, secondo me doveva osare di più nel momento in cui, perché lui contava su delle ripartenze che non ci sono mai state, quindi niente, un 0-0, poi bisogna dire che ha avuto l'occasionissima il Marsala, quella del rigore, dove Marco Fina, ma che hai combinato Marco? Cioè il migliore in campo, lo dobbiamo dire, Marco Fina è il migliore in campo del Marsala, ma come hai tirato quel rigore? Cioè dico fatelo parare, perché il ha preso uno che mangiava il gelato messo lì all'angolo, se me la trovavi stavo ma che sto c'ha tirato di gol fatto? Ma che combinato? Lui li tira sempre alti, però non così alti, dai. Peccato, Marco è stato il migliore in campo, ha macchiato questa sua prestazione, ha fatto un partitone, c'era lui teneva il centrocampo. Però peccato, quindi una grossa occasione per tutti e due. Sprecata e adesso vedremo che la Leonfortese ha ancora una partita da recuperare, quindi potrebbe sempre rimanere attaccata. E la prossima partita la Stella di Falco. E poi ci sarà Stella di Falco, Leonfortese, ancora ne vedremo delle belle.
Passiamo invece a Mazzara Pro Favara, partita pirotecnica, 4-3, spettacolare, gol da una parte e dall'altra, occasioni che fioccavano a destra e a sinistra, però la notizia importante è che il Mazzara riprende i 3 punti, perché rischiava di essere terzultimo dato dato comunque sì, il risultato positivo del Raffatali, invece tipo lo allontana e si mantiene a 25 con 2 punti di distacco e comunque sia tiene viva la speranza di uscire alla zona playout. Ma io non so se era una partita insidiosa, perché si sapeva che a Mazzara comunque non è una passeggiata. Aspetta, ma in tutto questo viene risucchiato il Pro Favara in zona playout? Infatti questo l'altra notizia. Quindi non era una passeggiata di salute. A Favara secondo me ci sono molte tensioni, ma è normale perché le aspettative, ecco, siamo sempre nel discorso psicologico di questo campionato. Le aspettative di Favara non erano quelle di giocare per la salvezza, quindi questi ragazzi che si ritrovano lì e dicono ma a noi sta succedendo tutto questo, infatti, quindi perché sono una squadra fortissima il Favara, come lo è il Mazzara, quindi è stata una lotta satitana, infatti se le sono date di tante ragioni calcisticamente parlando, e quindi è stato un festival del gol dove Messina non manca mai, perché dove c'è il gol c'è Messina, però l'ha avuta la meglio il Mazzara, quindi ha fatto valere il fattore campo e mette nei guai perché ancora si è tirata per i capelli il Pro Favara nella zona playout, ecco, perché poi col successo del San Giovanni, poi col successo della San Cataldese di cui parleremo dopo, cioè qua dei valori. Però io dico a Favara non molliamo, io dico alla dirigenza e ai tifosi, non molliamo questi ragazzi, perché comunque hanno bisogno un po' di tutta perché per loro è comunque una situazione paradossale, se non svegliare da un sonno, quindi se voi li mollate, perché alla fine è sempre una squadra che lotta, non è che è andato lì a mollare le reti, ha lottato fino all'ultimo contro una grande squadra che è il Mazzara, quindi ora domenica voi avete un incontro, mamma mia, cioè Riviera Marmi, il Pro Favara, quindi state uniti e andate a fare questo colpaccio, che possono farlo, perché è sempre una grande squadra il Pro Favara, è una grande squadra. Però il cliente, dico onestamente. Sì, allora per me il Pro Favara, come il Stella di Falco, non è seconda a nessuno. Quindi tutto quello che succede in campo bisogna guardarlo un po' fuori. Sì, però poi quest'anno c'è il responso dei punti, è stato veramente misero. Veramente. Quindi complimenti al Mazzara che piano piano, anche lui domenica c'è un altro scontro diretto alla Favara, quindi sarà un'altra gran bella partita domenica. Quindi è un campionato che, ripeto, lo diciamo sempre, perché nella mediocrità è interessante. Perché i valori comunque siamo tutti nel giro di 10 punti tutti. Proseguendo con il nostro racconto della giornata, ci imbattiamo proprio nella Riviera Marmi, che sarà il prossimo avversario del Pro Favara, che Corsaro espugna Rocca. Ma Rocca deve fare un mea culpa pauroso, perché hanno fatto una partita e si sono mangiate l'impossibile, e cioè non è che c'è stata una serie di occasioni, no, perché diciamo che i vittimi erano sempre quelli della giornata estiva, e quindi diciamo che non sono stati entusiasmanti, diciamo che è stata anche una partita non bella, però il Rocca ha avuto proprio le occasioni sullo 0-0 di fare gol, e c'è stato uno in particolar modo a porta libera, senza portiere, da appoggiare dentro, e allora ha preso il palo. Porta lì, neanche il portiere, c'è solo 0-0. Non ci credeva neanche lui. Poi un rigore fallito da parte del Rocca, e dall'altro lato, giustamente, quando poi entra ai cambi, ti entra un Dario Costa, ti fa la differenza, che Dario Costa fa la differenza, quindi il rigore, gol, il 2-0 firmato da Costa, ha chiuso le speranze del Rocca. Ora il Rocca ha paura, non è una squadra che perché l'autostima fa tanto, ha paura, perché qua c'è il rischio di fare i play-out, domenica incontra una Palmonval in salute, quindi la paura di perdere sarà tanta, però la riceve dentro casa, bene o male dentro casa. Però sai cos'è? Non avendo
allora tutta la giornata, appena c'è qualcosa che non va ti piove addosso il terrore e se perdiamo di nuovo, lo sai come Sì, lo so, purtroppo. e hai l'ombra, mentre magari davanti a una squadra che non viene, cioè, giocano e hanno l'euforia, hanno un entusiasmo, dall'altro lato hai una squadra che viene da una serie di sconfitte dove la sola vittoria è stata quella del San Sebastiano, quindi poi per il resto ad ascolto solo sconfitte. Che non è quindi una buona notizia. Quindi tutto questo non lascia ben sperare, perché io rivedo il campionato del Rocca, rivedo il campionato che ha fatto la Palma dello scorso anno, cioè un girone di andata dove in crescendo, noi anche questo abbiamo detto, attenzione, che un girone di andata dove tu ti illudi, dico vabbè dai, secondo, vabbè dai, non ci salviamo, dai, e invece no, perché questo campionato è un campionato disgraziato e chi non ha esperienza di questo campionato ci lascia le penne. Quindi niente, Riviera è andato lì e ha preso questi 3 punti, quello per gli dai l'opportunità non perdona niente, non perdona niente, e quindi oggi tu hai detto la Palma, io invece caro Salvo, io vedo candidata alla vittoria finale proprio Rivera Mare. Addirittura, quindi una gran volata che va lì. Sì, perché il Riviera ha una partita da recuperare, quindi sulla carta ha 41 punti. Sì, ha 41 punti. Quindi è a 4 punti dalla capolista e comunque ha tutte le carte in regola per poter vincere questo campionato. Concludiamo il girone di eccellenza con la partita che... No, siamo alla promozione. Abbiamo San Calaltese Terra di Falco finisce 2-1, quindi i moniti della scorsa settimana si vanno a fare salutiamo il Presidente che ci ha graziosamente scritto, prima ci ha tirato l'orecchio e poi ci ha detto come verremo a pregarci il caffè che l'abbiamo promesso con il Presidente Burgio che graziosamente c'è. Anzi, dico una cosa, scriveteci, così interloquiamo pure, scriveteci non solo, perché per scriverci privatamente ci scrivete in tanti, però usiamo il video dell'edicola per dite la vostra, in modo che così ci confrontiamo sempre civilmente come ha fatto il nostro amico, anche se all'inizio aveva dubitato dell'intelligenza di Salvo, però poi ha capito che ha 2 lauree, quindi perché parliamo con io mi affido a persone che ha 2 lauree, quindi io diciamo al Presidente in modo che no, per capire e poi però abbiamo capito un e po', non in giornalismo perché per carità quello perché io sempre quindi le Stella di Falco Presidente, e adesso qua andiamo male perché è un dato di fatto che il cambio che è stato fatto al giro di boa ha fatto solo danno. Io prevedo un bel cambio in panchina. E chi vanno a prendere? Io lo so. Sì? Capello. Fabio Capello. Io prevedo un cambio in panchina perché niente, gli umori non sono buoni, in casa Stella di Falco comunque non si respira un'aria tanto bella e poi i tifosi sono stanchi, non sono per niente contenti di Antonello Caponicaro. Ricordo sempre che l'allenatore non ha il timbro di bravo allenatore, ci sono delle annate dove vanno bene e delle annate dove non va bene. Questa era una patata, caro Antonello, che non dovevi prendere, perché abbiamo detto pure che queste sono delle patate bollenti. Ricordiamo quando Mourinho è stato sostituito da Chelsea? No, è stato sostituito dall'Inter da Benitez, grandissimo allenatore. Benitez ha fatto la figura del cretino. Quindi Antonello ha sostituito Massimo Tutone, che non è Mourinho, però stava facendo benissimo, era passato alla promozione in eccellenza, l'ho voluto bene dalla piazza, secondo in classifica, e quindi hai preso una patata bollente, cioè fare meglio, migliore difesa, non è migliore difesa, una sola sconfitta, vogliamo fare i numeri delle Stelle di Falco. Non era una patata
molto... Signori, i numeri parlano, quindi, sono dei flussi, i quindi, flussi di mercato li fanno i numeri, se i flussi di mercato vengono fatti dai numeri, poi il risultato di una squadra di calcio, andare a analizzare i numeri non è una cosa sbagliata, le simpatie e le antipatie lasciamole a casa. Infatti, non prendetela con noi Questa che si chiama diciamo, economia. che noi diciamo le verità, quando noi parliamo... Vabbè, ma poi la cosa brutta è che uno li mette avanti lo specchio, e quindi è giusto, quindi e quando, quindi non è cattivo. e quando però Cazzo, Salvo So ci dicono le cose, non le dicono per cattiveria, o perché, hai visto, tocchiamo, che toccate, che cretini, che fa, che li toccate. Noi diciamo le cose come stanno. Ora, andarsi a prendere, perché un allenatore deve dire, no, non è che è scritto la ricetta del dottore che devi allenare per forza, valuti la situazione, no, non è una situazione che va bene, perché non posso prendere, perché è veramente una brutta situazione, perché c'è problemi di campo, c'è problemi e tutti i tanti problemi che noi sempre parliamo del telefono. Ieri c'è stata l'ennesima, perché poi alla fine i ragazzi che ci vogliamo, perché poi alla fine lavorano tutta la settimana, si impegnano, però poi vedi, anche il destino ci mette, ma è bizzarro, ma- è bizzarro. Il Presidente ha detto che giustamente ci sono queste due vittorie, io le playoff non ci credo, però dico una cosa, Presidente, prima del caffè, è sbagliato quello che hai detto, perché guardiamo la classifica, hai una partita in meno, vai a 40 punti. Vai a 40 non è che il cliente è migliore da Sì, ma stiamo parlando di un anni fa, non stiamo parlando che io sto giocando con la Stella d'Oriente. Sì, ma ora come quindi io vado a giocarmi questa partita e ancora non c'è niente. Cioè noi parliamo di Parmon, parliamo di Rivera Marmi, ma il Severo di Falco è ancora lì. Cioè, non è che c'è vita o morte, quindi facciamoci di bene i conticini, quindi manteniamo un ambiente un po' più sereno e più rilassato e forse qualche risultato in più viene, perché i ragazzi hanno bisogno del bastone, sì, ma ogni tanto la canotina bisogna pure dargli, quindi è una squadra, secondo me è una squadra stressata questa, quindi ha vinto il San Cataldo che comunque aveva bisogno di questi 3 punti, non ha guardato chi c'era, se no. questi avevano bisogno dei 3 punti. E che comunque sì, la San Cataldo ha dimostrato che il problema per cui andavano male era sempre Ririo Torre Grosse, perché quindi la squadra allora era fortissima, e com'è possibile? Vabbè, comunque 27 punti comunque punti. sia stanno per uscire dalla questa zona perché sono in volata, comunque sia stanno bene. Sono in volata, però vabbè, hanno preso Loco, hanno preso Loco, hanno preso insomma, una squadra che si sono rinforzati, quindi e hanno reso ancora di più il campionato interessante. Quindi una San Cataldese che cerca di salvarsi e lo sta facendo bene, un Serra di Falco che ancora naviga nelle chiacchiere, nei discorsi, quindi Presidente, rasseneriamo l'ambiente, non so se ci sarà, io magari scherzo dicendo ci sarà il cambio in panchina, però non so se effettivamente ci sarà oppure no, però dico, comunque vada, anche se dovesse essere questo, allora cambiamo la rotta, rasseneriamo l'ambiente, se no facciamo sempre come quello, cambi l'ordine dei fattori, ma il risultato non, perché non è, qua non si parla che Antonello Capodicasa è scarso, è una situazione che dobbiamo aggiustare a 360 gradi. Mi sembrano tipo operazioni di zampariniana memoria queste di qua, un po' come fa Zamparini. Io te l'ho detto, è stato sbagliato il cambio della panchina, ma non perché io simpatizzo per Massimo Totone, nella maniera più assoluta, ma state andando bene, ma porca miseria, ma che cosa vuoi? Basta, con la generalità di eccellenza è tutto, adesso passiamo al campionato di promozione. Ecco, quando parliamo del campionato di eccellenza e ci sono tipo dei tormenti di classifiche, di sconvolgimenti, guarda, ma il campionato di promozione, ma è fantastico. Il campionato di promozione è fantastico, non si capisce più niente, gente che in coda vince con quelli in testa, la testa che cambia sempre la classifica, in mezzo che si dibatte sempre su chi deve scendere, fare i playoff, play-out, c'è una settimana che deve fare i playoff, la settimana dopo fare i play-out, questo è il campionato di promozione, pazzo più che mai, vabbè, iniziamo una partita non pazza, cioè il Dattilo che vince col Cefalo, che ci sta e va in testa alla classifica. Oddio, Beh, pazza no, perché il Dattilo dentro casa...
anche qui dobbiamo dire grazie alla Lega che ci ha dato questo campionato a 15 squadre, quindi c'è squadre che riposano, squadre che anche questa è una cosa anomala perché non si fanno questi campionati, caro Presidente Morgani, che prendi un'altra squadra, leva un girone, però quando fai riposare chi gioca a calcio, fermarsi, è scomodo, quindi c'è sempre questo giro di Spazio da questa settimana, cosa, sì. quindi abbiamo un Dattilo che è primo in classifica, però non è il primo in classifica, perché il Dattilo deve ancora riposare, mentre il Paceco ha riposato, quindi noi è il primo in classifica, però non lo sappiamo. Quindi, primo Monendica. Quindi il Dattilo intanto si gode la lettura di vedersi primo in questa classifica nel giornale e quindi dobbiamo fare i complimenti, chissà se mangiamo questi cannoni questa settimana. Non lo so, perché l'olio mi ha detto il Presidente che lo devo andare a prendere, quindi io ringrazio il Presidente, ha mantenuto la parola, ha detto io sono di parola e ho preso l'olio. E io ti ringrazio Presidente, è un grande. Ora sta cannoni da Renzo, quindi vediamo, Renzo mi dà quando 4, 2 io e 2 lui. Quindi di spesa e qualcuno ragazzi abbiamo bisogno, c'è crisi, tutti, siamo qui per chiedere, sì, ovviamente. Donate, un'associazione Onlus, Salvo Sorci e Terogatto, i bambini poveri del campionato. Questo c'è proprio che comunque si ferma dinanzi a una grossa squadra, una grossa squadra. Quindi il Cefalù comunque non ci sta, se tu devi camminare, allora, se tu devi vincere il campionato non devi guardare, quindi è una battuta da destra e va punita perché il Cefalù con il cammino di Savaglia non doveva andare. Però c'è una partita pure in meno, quindi voglio ricordare pure partite in meno, potenziali 41 punti, quindi sono in piena corsa. Sono sempre in piena corsa, quindi infatti ha fatto il suo dovere. Ha dimostrato che i rinforzi stanno funzionando e quindi vediamo più in là, ripeto, noi sempre commentiamo le partite senza quelle che non vediamo, quindi magari il Cefalù avrà fatto un partitone, noi stiamo parlando di chissà che cosa, quindi siamo sempre di solito quando il Cefalù fa un partitone vince. Infatti, il 2-0. Non è abitudine al Cefalù quella di perdere lasciare punti. Grande successo invece, finalmente in casa Delfini. Applauso a tutti i ragazzi. I cani potete abbaiare? No. I cani non vogliono abbaiare in questo momento, però guarda, su una giocata su palla inattiva i Delfini trovano questo successo col Paceco. Io mi aspetto la telefonata di Enzo Tarantino ogni settimana perché mi ha chiamato Enzo Tarantino, e hanno vinto i Delfini contro la contro la più forte squadra del campionato. Quindi è con una squadra decimata. Assolutamente. Feriti, uno con un braccio, uno con la benda. Quello con la varicocele. Quindi ragazzi avete fatto una cosa eccezionale, quindi complimenti a Cristian Perricone. Ha vissuto una settimana poi travagliata perché ha avuto la febbre. Ma avere la febbre secondo me porta bene. Sì, ma non si siamo allenati pure in pochi. Non vi allenate. Veramente, comunque la settimana forse hanno lavorato peggio e quello hanno avuto il risultato di Blazzone più grande. Quindi abbalatevi. Non vi andatevi a casa. Anche se ci vediamo domenica alle 13 no, perché Mimmo Bellomo la scorsa settimana ha avuto la febbre e ha vinto, quindi Cristian ha avuto la febbre, quindi Cristian, i ragazzi sono belli, anche loro non lo sentiamo, tranquilli, sereni, ci siamo andati e avete vinto la partita. No, bravi ragazzi, veramente siamo felici da palermitani quando ci sono queste sorprese, queste liete sorprese, siamo veramente, io ho preso i risultati, mamma mia. No, ma infatti veramente una gioia incredibile che c'è. No, volevo dire anche il Paceco mi sembra che ha sbagliato pure un calcio di rigore. Sì, noi abbiamo fatto voodoo, c'erano quelli di stregoni, col salto del là. Comunque è apparso rispetto alle scorse partite abbastanza slegato anche nei suoi uomini chiave, diciamo una trama di gioco abbastanza complessa. Comunque secondo me è pure merito dell'ottimo lavoro dei Delfini che comunque sia in fase di pressing e non possesso hanno fatto un ottimo lavoro. Cristian è un bravo giovane che sa lavorare a livello tattico, sa mettere bene la squadra in campo, poi i fattori purtroppo non sempre un allenatore può lavorare come vorrebbe, quindi bisogna prendersi quello che si ha, quello che passa il convento, quindi Cristian per quello che può fa un buon lavoro, però vedi, quello che dicevo io la scorsa settimana, io non credo che i Delfini
siano la terzultima forza di questo campionato. E infatti vai a vincere contro un Paceco. Quindi questa la dice lunga su quello che possono essere le capacità, le possibilità di questa squadra. Quindi ragazzi, riflettete. Tra parentesi poi adesso si sono avvicinati ulteriormente a Purgatore e Cus e anche a Favignana e quindi giustamente quasi quasi il pensierino a non farli sti playout. Ma premette che il Fulgatore ha già riposato mentre i Delfini hanno una partita in meno. Hanno una partita in meno. Quindi teoricamente possono scavalcare E vabbè, la il partita in meno Fulgatore, c'è il Cefalù un po' difficile. Vabbè. Proseguendo andiamo infatti a Favignana Purgatore che onestamente doveva giocare una posta importantissima per uscire da questo limbo dei playout, invece 2-2, onestamente un pareggio che non serve a nessuno. Non sembra a nessuno, però io sento che ci sia stata una guerra. Questo 2-2 a Favignana No, secondo me è stata una partita di quelle toste, ripeto, noi andiamo a naso. Perché poi devi andare a verificare l'attendibilità di certe dichiarazioni che ci vengono fatte, poi non è che è tanto facile, certo. Quindi bisogna pure andare a vedere che andare a Favignana. Infatti. Però devi mettere che il Favignana comunque ha una partita in meno e ha già riposato, quindi potenziali 27. Infatti. Quindi diciamo che il Favignana sta facendo un buon cammino e quindi è stata comunque andare a prendere in questo momento anche questo puntino per il Fulgatore. Per il Fulgatore è stato diciamo alla fine di una buona cosa. Ligni Carini 5-1, vabbè, vabbè, anche qui il Carini non è che andava in un campo molto semplice, quindi parliamo di una squadra veramente povera. Ha avuto Monreale 5-1, Ligni 5-1, un po' abituato a usare 5-1 perché se no qua camminiamo così non va bene. Però ripeto 5-1 e già dà un'idea di squadra. Da un'idea non lo so, anche lì mi astengo a giudizi perché comunque anche nei confronti della Ligna alla fine che devo dire ma la Ligna sta prendendo il suo campionato 37 punti. Secondo me poteva chiedere qualcosa in più a questo campionato perché non so se riesce ad afferrare questi playoff, però diciamo che diventa una cosa un po' difficile perché davanti c'ha un Monreale che sembra aver già preso di nuovo il cammino giusto e il Cefalù una partita in meno e il Salemi una partita in meno, quindi Strasatti Montemaggiore 3-0 per Montemaggiore, ma dico anche stavolta i riti V2 arcani dello Strasatti non hanno funzionato perché comunque sì il Montemaggiore è una squadra che sì, vabbè. Non è andata in Delfini a Strasatti perché è giovane ma c'è l'esperienza pure di 4-5 grandi quindi bravo Montemaggiore queste partite non le sbagliano, quindi hanno fatto 3 punti dove andate a prendere e 3 punti si sono presi. Monreale Cus questo pseudo derby perché alla fine i derby 3-2 fra di noi ci ammazziamo, non ci sono le guerre in testa era meglio non farle però. E quindi però abbiamo visto che insomma il Mondiale ha dato una prova di forza e comunque dimostra che lì davanti ha dei nomi lì davanti che non lasciano ben sperare a nessuno degli avversari. Però di contro dobbiamo dire che il CUS, andando a incontrare una ipotetica e possibile capolista, che noi lo abbiamo di un'altra categoria, quando un CUS che mi perde con il Real Palermo, con Real Calcio, Bonalmuzza del Palermo, con il Real Calcio, e io dico, ecco cosa volevo dire. Avete fatto un partitone con il Monreale, no, ma perché non vinceva la partita con il Palermo? Con il Real Calcio, ancora il Real Palermo, nostalgia canaria. Quindi 3-2, bene per il Monreale che continua, diciamo, incomincia ad avere un ciclo positivo e quindi spera di portarlo fino alla fine. Un corso invece che piglia consapevolezza e dire quanto siamo polli, perché non sono queste partite che noi dobbiamo vincere. Quindi siamo polli perché ci ritroviamo in basso. Siamo rinvischiati in queste 2 sconfitte, siamo rinvischiati nella lotta playoff del rischio, perché i Delfini sono a 21 a un punto. Ma non è questa la sconfitta grave, è quella dentro casa. Il Real Calcio che però intanto si è rimesso bene perché vince dentro casa col Castellammare e quindi chapeau.
tanto di cappello, onestamente si stanno prendendo qualche pernacchia sicuramente. Sì, no, noi l'accettiamo con molta passione e affetto, però sta di fatto che il Real Calcio a 29 in questo momento si tira fuori dalla E bagarre. adesso dobbiamo anche pensare di dire, ma cosa è successo al Real Calcio? Perché il Real Calcio che noi abbiamo visto sicuramente non è quello che è da 3 settimane ci fa vedere risultati veramente belli. Io l'ultima volta visto i Delfini onestamente era impresentabile. Quindi lo dovete ammettere anche voi, quindi non è. Noi parliamo per quello che vediamo. Poi ho preso 7 pappine la settimana, 2 settimane dopo e poi adesso da 3 settimane io. La primavera. State facendo veramente bene, quindi siete in una situazione dove potete salvarvi direttamente, quindi potete coronare questo campionato con molta dignità e pensare a un prossimo campionato con una progettazione con le esperienze di questo potete fare bene, quindi non vi perdete strada facendo, siete su una buona strada. Ricordandovi che comunque riposava il Salemi e quindi la testa del campionato in questo momento è pure lì falsata da questi riposi e partire a recuperare e stiamo ridicendo. Noi come sempre... Ma dove siamo più tardi? Alfa 1, Sport Vision, mi raccomando, non mancate. Seguiteci anche dall'altro lato, poi dall'altro lato diciamo seguiteci, quindi noi siamo un po' come il film di Verdone che è ovunque. Non c'è da vedere, c'è Verdone che parla. Noi ci accendete, ci siamo Piero Gatto e Salvo Soci, sempre, ovunque, dovunque, quindi state attenti cosa dite, cosa pensate, perché noi campiamo e stiamo lì. Tutte le vostre idee. Pronti a colpire. Come sempre è tutto per con l'Enicola, un saluto al mister Piero Gatto. E Salvo Soci. Benissimo, ci vediamo più tardi, domani, venerdì, quando volete vederci, ci vedete sicuramente. Ciao e alla prossima! Ciao!